Veneto, di nuovo terra della speranza per altri 120 profughi arrivati a Verona la notte scorsa. Per loro si sono aperte le porte di Padova, dove sono arrivati in 50, di Belluno, che ne ospita altrettanti, di Treviso, che ne accoglie 20. Porte che sono state buttate giù quasi a forza dal Ministero, perché in tutto il Veneto le difficoltà per trovare loro un'adeguata sistemazione non sono poche. Siamo in una situazione difficile oggi per poter ospitare qualcuno di nuovo. A Padova nel tardo pomeriggio era ancora emergenza, si sono attivati i sindacati, le ACLI e la Caritas, ma quest'ultima ha messo subito le cose in chiaro, non ha disponibilità alcuna. Mense, i dormitori e via dicendo sono già ultra intasati dalle presenze, anche perché ricordiamoci che siamo ancora un paese che vive una profonda crisi economica. Anche il presidente della regione, Dal Vicentino, parlava di autentica tragedia e di Europa scandalosamente assente. Meglio è andata a quei 50 che hanno percorso la via bellunese. Non mi sembra un'emergenza, 10 persone non credo possano costituire un'emergenza. Adesso insomma c'è da lavorare, ma emergenza non direi proprio. Sono i 10 ospitati dalla cooperativa Società Nuova a Limana, gli altri sono distribuiti tra Belluno e provincia. Italy. I'm from Italy. Thank you. Treviso i 20 profughi, tra loro anche un minore, sono stati registrati dalla prefettura e hanno trovato accoglienza nel quartiere di Santa Maria del Sile. Tra i residenti però c'è preoccupazione. Portano del disagio. Mi dispiace dire questo, naturalmente, perché sono persone e quindi ci sarebbe bisogno di dare una mano, ma non abbiamo neanche le mani per noi. Sono troppi quelli che stanno arrivando e purtroppo non abbiamo la possibilità di accoglierli in maniera cristiana. Il sindaco di Treviso ha inviato una lettera ai concittadini invitandoli alla benevolenza, ma è già pronta una levata di scudi da parte di Forza Nuova, mentre la Lega Nord sabato mattina sarà in presidio in quartiere per dare risonanza, scrive in una nota la senatrice Bisinella, alla preoccupazione dei residenti.